Esordio positivo quello dell'Akragas di ieri, targata Mutolo. La partita giocata contro il Mazzara ha registrato ben 3 gol, contro uno realizzato dal Mazzara. Le reti sono state segnate da Biancola al 22esimo del primo tempo, da Caronia al 26esimo, accorcia le distanze per il Mazzara e Tman, quindi il bravo Gambino segna il terzo gol che mette in sicuro la vittoria alla squadra di Castronovo. La squadra di Mutolo va forte durante il primo tempo, mentre nella seconda quindicina della ripresa segna la fiacca. Anzi, il Mazzara risulta più determinato, abbassandosi tanto sotto la porta di Paterniti, che ha ben figurato il suo esordio, fungendo spesso da regista e dando precise indicazioni alla squadra. E siamo ancora all'esordio di un campionato lungo che ha visto la presenza sugli spalti di tanti tifosi. Unico rammarico per il presidente Castronovo la mancata presenza del gruppo dei tifosi così chiamati Ultras. Mancava per Castronovo quell'incitamento costante e determinato per tutta la partita. La vittoria è stata dedicata dal presidente Castronovo al giovane Alfonso Taglialavoro di 24 anni, tifoso della squadra, venuto a mancare per un incidente stradale nelle prime mattinate di ieri, dopo che ha accompagnato la propria fidanzata a Casteltermini. C'è una dedica speciale, purtroppo nella notte è morto il nostro tifoso Alfonso Taglialavoro e quindi io a nome della dirigenza penso di interpretare il pensiero dei giocatori, dello staff tecnico, lo dedichiamo a lui e alla sua famiglia, quindi che questa vittoria ovviamente non può sollevare la sua famiglia, però la dedichiamo a lui perché oggi anche oggi è mancato un pezzo di Akragas. Ma per quanto riguarda il pubblico sono soddisfatto, lo sono un po' meno per gli ultra della Curva Sud perché comunque indipendentemente da vicende loro interne, di organizzazione, è un delitto non trovare un gruppo organizzato che non tifa per 90 minuti in questo stadio. Noi li aspettiamo a braccia aperte, però diciamo, oggi è mancata la ciliegina sulla torta, l'incitamento della curva sud. Quello sinceramente mi ha fatto male, non vedere la coreografia della curva sud, anche perché io sono cresciuto lì, quindi diciamo, mancava un pezzo oggi, però va bene così. Il pubblico ha partecipato, si è divertito, ha battuto le mani, continuiamo su questa strada. Mister, la vedevamo incitare parecchio i giocatori durante la partita, un consuntivo di questa prima prestazione, di questo primo esordio. Sì, per quanto riguarda l'incitamento penso che è il mio modo di fare, piace sempre tenere i giocatori sul pezzo, nel senso che non dobbiamo mai abbassare la guardia, anche perché noi abbiamo delle caratteristiche dove se interpretiamo la partita a certi ritmi creiamo tanto e diventiamo padroni del campo, quindi cerco soprattutto la squadra non deve avere cali di tensione, quindi diciamo, l'incitamento parte su quello e poi soprattutto perché, ripeto, noi siamo una squadra che ci esprimiamo a certi ritmi, quindi dobbiamo avere sempre ritmi alti. Forse il centrocampo un po' è venuto a mancare. No, perché comunque Treppiedi è arrivato 3-4 volte al gol, Caronia ha fatto gol, poi insomma è normale, quando alzi il ritmo c'è magari qualcuno che deve prendere la condizione e allora lì giustamente un po' paga il fatto che sia arrivato in ritardo, però poi insomma eravamo credo padroni in tutto il campo tranne qualche minuto. Io mi auguro che la squadra riesca a avere questi ritmi per 90 minuti e allora lì insomma, potremmo dire veramente la nostra. Mister, allora, prima partita è andata male, però la squadra insomma, ha dimostrato competitività e molta buona volontà. Primo tempo i miei ragazzi sono usciti dal spogliatoio intimoriti, non lo so, abbiamo giocato male, abbiamo giocato malissimo, gli abbiamo regalato un tempo e l'Akragas ha fatto 2, poteva fare 3 pure 4 gol al primo tempo. Secondo tempo, secondo me, se l'arbitro non faceva il fenomeno ce la giocavamo, perché secondo me l'espulsione è inesistente, il rigore è inesistente, non tolgo niente all'Akragas, grande squadra, ho detto che poteva fare pure 4-0 al primo tempo, ma il secondo tempo c'è stato qualcuno che ha fatto il fenomeno. Però la risposta c'è stata, insomma, il secondo tempo è stato sicuramente molto migliore. Ma infatti ho detto poc'anzi che se il signore lì non faceva quello che doveva fare, l'espulsione secondo me non c'era. Abbiamo giocato, secondo tempo abbiamo giocato. Condizioni vostre, mister?
L'ambizione è una salvezza tranquilla se ci riusciamo, dobbiamo salvarci. Non abbiamo fatto la squadra all'ultimo minuto, come si suol dire, abbiamo fatto una preparazione che siamo da 25 giorni, ancora siamo in preparazione. Sono contento per il secondo tempo, la squadra mi ha risposto alla grande secondo tempo.